45 anni positivo al Covid dopo un corso in piscina, tutti negativi i tamponi sui suoi contatti, ma ora a preoccupare sono i casi di rientro dall'estero. Casi positivi di Covid tra cittadini stranieri che rientrano dai paesi d'origine. Chiudere le frontiere, i trevigiani dicono di no, sarebbe un danno enorme per l'economia, ma chiedono controlli serrati. La tragedia di Musile di Piave è costata la vita a 4 giovanissimi finiti con l'auto in un fossato. Ieri l'udienza con rito abbreviato nei confronti del 28enne al volante della vettura che urtò quella dei ragazzi, chiesti 8 anni. Non si fermano all'Alte dei Carabinieri, fuggono a bordo di una Golf in seguimento tra le strade del centro di Oderzo. Possibile riapertura dell'aeroporto Canova già a settembre grazie ai buoni risultati sul traffico del Marco Polo. Confermata la destinazione, no ai cargo, sì ai passeggeri. Quale scuola? A settembre il Veneto è la prima regione in Italia ad aver prodotto un manuale operativo di regole e suggerimenti per riaprire in sicurezza. Visite e diagnosi oncologiche anche al sabato e alla domenica per recuperare gli appuntamenti persi durante il Covid. Si lavora al 110% delle forze con un team multidisciplinare. Buonasera, ben ritrovati. Questa è l'informazione che arriva dalla Marca trevigiana. Apriamo continuando a parlare di coronavirus. C'è un caso di positività a Valdobbiadene, un uomo che frequentava un corso di hydrobike, quindi in piscina. Sono stati già tamponati tutti i contatti che ha avuto e soprattutto i corsisti che sono risultati negativi, ma a preoccupare sono le persone che rientrano dall'estero. Abbiamo sentito il direttore generale dell'ULSS, Benazzi. E questi tamponi sono risultati negativi, per cui la situazione non solo è sotto controllo, ci fa ben sperare che nessun altro contagio si sia propagato all'interno della Marca trevigiana. Situazione dunque sotto controllo dopo il caso di un 55enne trevigiano risultato positivo al Covid-19. A preoccupare il fatto che l'uomo avesse frequentato un corso alle piscine di Valdobbiadene. Immediatamente è scattato il piano di prevenzione. Una volta individuati coloro che erano venuti in contatto con il 55enne, sono stati messi in via precauzionale in quarantena e sottoposti a tampone, risultato poi per tutti negativo. Si tratta di 10 persone che avevano frequentato il corso in piscina, 2 che avevano fatto un'escursione in montagna con pranzo in baita nei giorni precedenti l'emergere della positività e un collega di lavoro. Altri 3 compagni del corso in piscina e 3 persone che hanno fatto la camminata in montagna, residenti nel Bellunese, sono stati sottoposti a tampone dall'ULSS 1. Le persone che sono andate in passeggiata con lui e il collega di lavoro, contatti stretti, resteranno precauzionalmente in quarantena per 14 giorni. Per i compagni di corso in piscina, invece, l'isolamento cesserà se anche i 3 tamponi effettuati dall'ULSS 1 risulteranno negativi. Ma adesso a preoccupare sono i cosiddetti casi di ritorno, positività riscontrate in cittadini stranieri di rientro dai paesi d'origine o da italiani tornati da viaggi di lavoro. Noi abbiamo un rischio certo che è legato ai casi, ovviamente leggi l'imprenditore di Vicenza, come anche chi arriva evidentemente per lavoro da zone extra Schengen, che quindi sono zone considerate a rischio, oppure anche dalle badanti che tornano dai loro paesi d'origine e che quindi vanno a contatto direttamente con la persona che loro seguono e con i familiari di questa. Quindi a massima attenzione. Ieri l'ordinanza del governatore Zaia che prevede controlli stringenti per chi torna da paesi extra Unione Europea e segnalazione per i positivi che rifiutano il ricovero. Alla luce dell'ultimo provvedimento regionale cambia anche il ruolo delle ULSS. Cambia molto perché nel momento in cui queste persone non seguono le direttive, quindi non stiano in isolamento fiduciario per i 14 giorni o comunque non vadano o chiamino il medico curante nel momento in cui la loro febbre sale a 37,5 e hanno altri sintomi e quindi il medico di famiglia chiede i tamponi, cambia perché questi ovviamente vengono segnalati all'autorità giudiziaria. Dopo i casi di ritorno dal Veneto, i 12 casi di ieri, nelle ultime 12 ore, torna la paura anche tra i trevigiani che però non sono favorevoli alla chiusura delle frontiere perché porterebbe un grave danno alla nostra economia.
In 12 ore 12 contagi, tutti i cittadini stranieri provenienti dall'estero e in Italia per lavoro. La paura per i contagi di ritorno è in aumento. I nuovi focolai destano allarme, come quello nel Vicentino con il caso del manager rientrato da una trasferta in Serbia, un'ottantina le persone venute in contatto con l'uomo e ora in isolamento. Secondo un calcolo approssimativo ma realistico, sono almeno un centinaio le persone positive di origine straniere arrivate dall'estero. Casi in Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, ma anche Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e Sicilia. Per molti cittadini i confini italiani, nonostante i contagi di ritorno, devono però rimanere aperti. I danni economici di un simile provvedimento potrebbero essere irreparabili. Basta controllare meglio con tamponi e quant'altro. Per i confini abbiamo bisogno tutti quanti del movimento internazionale, perché è impossibile essere al mondo. Anzi, bisogna agevolare, no? Ma non c'è questo pericolo allora? Io penso di no. Io penso che la gente sia troppo impaurita. Confini nazionali aperti ma con controlli sempre più severi ed efficaci. Per molti cittadini l'ordinanza regionale va nella giusta direzione perché mette nero su bianco che chi proviene da paesi extra Unione Europea deve obbligatoriamente effettuare il tampone e la quarantena prima di poter circolare liberamente. Penso che sia utile fare la quarantena per quelli che rientrano dall'estero che hanno qualche sintomo o comunque dovrebbero sottoporsi subito a tampone per verificare che se hanno contratto o meno il virus. Stare appunto attenti, fare i controlli e in caso quarantena. Pochi trovano corretta l'ipotesi di chiudere i confini dell'Italia. Li chiuderei i confini, perché qualcuno deve imparare a vivere anche, perché questo non è il sistema per poter andare avanti. Ma non si creerebbe un danno economico anche al turismo, un danno irreparabile? Perché forse non c'è già il danno. Cambiamo decisamente argomento, pagina giudiziaria. 13-14 luglio a Canania, Musile di Piave, hanno perso la vita 4 ragazzi, poco più che ventenni. Il pirata della strada all'epoca fuggì. Ieri l'udienza per il rito abbreviato, sono stati chiesti per lui 8 anni. Noi abbiamo scelto di costituire parte civile i 3 fratelli delle vittime proprio per testimoniare la responsabilità di questi ragazzi rispetto a questo evento. Questo evento ha toccato non solo le famiglie, ma sembra aver toccato molto la nostra comunità, forse per la giovane età delle vittime, forse per l'amicizia che le legava, certamente per questa dinamica e poi per la fuga che è stata contestata all'imputato. La richiesta di condanna arriva a poco meno di un anno dalla tragedia. Era la notte del 13 luglio quando l'auto guidata da Marius Aline Marinica, l'elettricista 28enne di nazionalità romena, sperona quella di 5 amici al rientro da un sorpasso. L'urto è talmente violento da far finire l'auto dei giovani fuori strada. Moriranno 4 di loro. Avevano poco più di 22 anni, si salverà soltanto una quinta. La procura di Venezia per Marius Aline Marinica ha chiesto 8 anni, 4 per omicidio stradale, saliti a 6 per omissione di soccorso. Quella notte lui non si fermò. Altri 6 per il numero delle vittime, pena poi ridotta ad 1/3 perché è stato chiesto il rito abbreviato. Più che la rabbia, quello che io vedo è una necessità di impegnarsi perché questa loro perdita non sia stata invano. La famiglia di Riccardo Logeni, seguita dall'avvocato Guido Simonetti, ha fortemente voluto la nascita di un'associazione per i familiari delle vittime della strada, il cui logo è stato disegnato dal fratello di Eleonora, una delle vittime. Nell'udienza di ieri è stata consegnata la relazione del perito, il cui obiettivo è stato chiarire il dubbio. Se la velocità dell'auto guidata dai ragazzi non avesse superato i 70 km/h, viaggiava a 77, forse tutti avrebbero potuto salvarsi. Il perito sostanzialmente ha concluso ritenendo che non si possa scientificamente in un evento dinamico così complesso ipotizzare di tener fermi tutti gli elementi modificando solo il numerino della velocità. Le parti civili discuteranno il prossimo 18 luglio, poi a prendere parola sarà la difesa dell'imputato, nella persona dell'avvocato Rodolfo Marigonda, che ha ritenuto opportuno non rilasciare dichiarazioni per rispetto delle vittime. Con mio padre sono più di 60 anni che diamo assistenza alle vittime di reato e non c'era mai capitato di ricevere dei messaggi da sconosciuti che ci hanno chiesto di impegnarci per far ottenere giustizia.
Nuovi scenari si aprono sulla sparatoria avvenuta 2 anni fa a Barcon di Vedelago. L'avvocato Fabio Crea chiede che la Battistolli, ditta per la quale lavorava Massimo Zen, guardia giurata ritenuta responsabile della morte di Manuel Mayor, il giostraio di 36 anni rimasto ucciso, sia riconosciuta come parte civile. Il presupposto è che l'azienda fosse a conoscenza che la guardia giurata intercettasse le frequenze delle comunicazioni radio di carabinieri e polizia, ma nessuno fece nulla per impedirlo. Tali comunicazioni raccolte illegalmente permisero alla guardia di sbarrare la strada a Mayor in fuga insieme ai suoi 2 complici e ad esplodere i colpi di pistola ferendolo mortalmente. Sicurezza a Conegliano nei prossimi giorni, il vertice tra comune e forze dell'ordine per fare il punto sulla situazione della quale vi abbiamo già raccontato. Sentite. Si terrà nei prossimi giorni, a ridosso del fine settimana, l'incontro tra Comune di Conegliano e Forze dell'Ordine per affrontare il tema sicurezza, anche alla luce dell'ultimo episodio accaduto lo scorso fine settimana all'Admiral Club. Nella notte tra sabato e domenica un uomo con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica è entrato nel locale. In quel momento c'erano solo 2 clienti presenti e ha puntato una pistola contro un dipendente, facendosi consegnare circa 1.000 euro in contanti. Al vaglio degli investigatori ora le immagini delle telecamere del locale e della zona che potrebbero tornare utili per dare un'identità al malvivente. Intanto restano dei fronti caldi aperti in città, Biscione e Corte delle Rose su tutti, ed è qui che si concentrerà l'attenzione nel vertice convocato dal sindaco Chies con commissariato, carabinieri e polizia locale per concordare interventi da mettere in atto per contrastare episodi di microcriminalità che preoccupano residenti e commercianti. Sono i 2 fronti più caldi, diciamo che la movida dell'estate coneglianese sicuramente riporta molta gente in centro città, ma ci piace che questa si svolga in maniera ordinata anche per permettere ai ragazzi di divertirsi, ma al tempo stesso ai residenti di poter passare proprio sonni tranquilli nel vero senso della parola. Dovrebbe avere soltanto qualche passaggio in più delle forze dell'ordine nelle ore notturne. Vedi quello che sta accadendo in Corte delle Rose, vedi quello che succede a Biscione. Fortunatamente durante il giorno non ho la percezione di questa gravità. C'è sì il problema di sicurezza, ma bisogna anche avere una cittadinanza attiva che sia anche pronta a segnalare alle autorità se ci sono delle criticità, dei rischi. I carabinieri di Castelmaggiore nel Bolognese hanno scoperto un laboratorio tessile cinese clandestino nel quale venivano prodotti camici medici per ospedali, in particolare quelli usati nelle sale operatorie. Denunciano un 49enne cinese e agli indumenti venivano apposte le etichette di una ditta del Trevigiano che risulterebbe anche tra i fornitori della sanità pubblica della regione del Veneto. Sono ancora in corso accertamenti sugli aspetti normativi e sanitari con l'interessamento dei NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, oltre che sul rapporto tra titolare del laboratorio e ditta veneta. Inseguimento ieri sera nel centro di Oderzo da parte dei carabinieri. Gli occupanti del mezzo in fuga hanno abbandonato l'auto e poi sono scappati a piedi. I carabinieri da ieri sera sono sulle tracce degli occupanti di una Golf abbandonata al termine di una fuga tra le strade di Oderzo. Tutto inizia intorno alle 22 quando durante un normale controllo del territorio una pattuglia nota un'auto procedere verso il centro abitato Pitergino con un'andatura irregolare. I militari insospettiti intimano lo stop al mezzo per una verifica, ma anziché fermarsi si dà alla fuga. Inizia così un inseguimento con la Golf lanciata a tutta velocità, fortunatamente senza provocare incidenti. Dopo una ventina di minuti le persone a bordo decidono di abbandonare il mezzo e fuggire a piedi. In un successivo controllo a bordo della Volkswagen non viene rinvenuto nulla di sospetto. Da un successivo accertamento emerge che il proprietario dell'auto ne aveva denunciato la perdita qualche giorno fa. Le indagini ora continuano per identificare e rintracciare i fuggitivi. Allora, una notizia che arriva da Ponzano perché c'è anche un bambino di 8 anni tra le 4 persone rimaste ferite nella tarda serata di ieri in un incidente accaduto a Ponzano. Fortunatamente i feriti, un 59enne, un 26enne, un 36enne e un bambino, non hanno riportato gravi lesioni. Coinvolte 2 auto che si sono scontrate frontalmente lungo via Roma. Ed è in gravi condizioni, ma per fortuna non è in pericolo di vita un operaio di 19 anni di origine kosovara residente a San Biagio di Callalta, che stamattina si è infortunato mentre eseguiva lavori di demolizione dei piloni del tetto dello stabilimento di Luxottica ad Agordo.
Il giovane dipendente della ditta Edil A4 di Treviso è stato colpito alla gamba sinistra da un blocco di calcestruzzo che si è staccato accidentalmente. L'operaio è stato portato all'ospedale di Agordo, dove è trattenuto in attesa di definizione della prognosi. Per i rilievi hanno operato i carabinieri di Agordo e il personale dell'Ospisa. Ed ora chiudiamo questa ampia pagina di cronaca per occuparci di aeroporto. Ci sono buone notizie perché, dati i numeri positivi del Marco Polo di Venezia, l'aeroporto Canova di Treviso potrebbe aprire in anticipo. L'ultimo segnale l'ha dato Alitalia, che ha raddoppiato da 2 luglio il numero dei voli da e per Roma. A quello già attivo alle 15.25 è stata aggiunta la partenza dal Marco Polo delle 6.50 e il ritorno dalla capitale alle 21.40. A questo va aggiunto anche il numero dei voli giornaliero dell'aviosuperficie veneziana, che ha raggiunto quota 50 con un aumento dell'88%. Numeri importanti per Treviso, che su questa scia potrebbe riaprire prima il Canova di San Giuseppe. Ufficialmente bocche cucite in Air 3, con conferma di ottobre per il ritorno dei primi atterraggi, ma i ben informati indicherebbero già da settembre i primi charter, anche su pressione di alcune linee low cost convinte che lo scalo trevigiano sia più interessante per la loro clientela. Tramonterebbe quindi l'idea di convertire il Canova in aeroporto merci, pur considerando la vicinanza di tangenziale autostrada, ma anche di un possibile scalo ferroviario. L'ostacolo principale, e a quanto pare insormontabile, starebbe nei voli notturni, impossibili da proporre ai cittadini che vivono e dormono attorno alla pista di decollo e atterraggio. Riapertura anticipata significherebbe anche avvio celere dei lavori già in bilancio SAVE. Tra questi il primo è il sovrappasso pedonale sulla Noalese, uno dei cantieri dell'investimento da 53 milioni di euro già garantito al sindaco di Treviso Mario Conte dal numero 1 di SAVE Enrico Marchi. Parliamo di scuola adesso, perché il Veneto è la prima regione in Italia ad aver creato una sorta di manuale operativo per decidere e stabilire come si possa ripartire con le scuole, con le lezioni a settembre in sicurezza. La data è verosimilmente quella del 14 di settembre, dico verosimilmente perché siamo ancora in attesa della data delle elezioni. È evidente che anche questo può essere utile ai fini della chiusura, riapertura, sanificazione. La data ufficiale di riapertura delle scuole ancora non c'è, ma il Veneto è pronto a riaprire gli istituti secondo le nuove modalità anticontagio. Lo fa offrendo un manuale operativo per la ripartenza, suggerimenti e soluzioni pratiche da utilizzare in massima libertà e autonomia per tornare sui banchi in sicurezza. Avremo bisogno di un aumento generalizzato, soprattutto di collaboratori scolastici, perché tutte le scuole hanno la necessità di intensificare le attività di pulizia dei locali e di anche vigilanza dei ragazzi per il rispetto delle norme, di sicurezza. Per gli spazi didattici, la distanza tra i banchi e tra le file dei banchi non dovrà essere inferiore ai 60 cm. Le aule avranno quindi una capienza limitata, che si prevede potrebbe causare qualche problema per le prime classi delle secondarie superiori delle città capoluogo, dove si contano anche 27 o 28 alunni e dove in casi estremi potrebbe tornare la didattica a distanza. Nel manuale operativo ci sono anche indicazioni temporali sulla durata delle lezioni che, a seconda di necessità ed esigenze organizzative, potrebbero anche essere di 40 minuti. Dimostriamo ancora una volta che in Veneto noi si collabora con l'ufficio scolastico regionale, ma per il bene dei nostri ragazzi. Io ho sempre detto che le scuole andavano riaperte, che bisognava anche pensare di riaprirle addirittura a giugno. Noi abbiamo mandato le scuole della formazione professionale dicendo si può fare, e oggi lo facciamo dando una sorta di cassetta per gli attrezzi per tutte le scuole, in modo che possano riaprire con serenità. Anche in Veneto però la scuola deve fare i conti con una forte presenza di precariato. Quest'anno ho visto che l'ufficio scolastico ha conferito circa 14.000 supplenze, quindi è un numero al quale dobbiamo più o meno aggiungere il numero dei pensionati, che è oltre 3.000. Le nomine in ruolo non credo che saranno un numero soddisfacente, vediamo cosa la procedura di call veloce, cioè la possibilità di attingere alle graduatorie di altre regioni ci darà, ma comunque credo che il numero di precari sarà ancora alto. Dalla ripartenza della scuola alla ripartenza di tutto il sistema diagnostico per quanto riguarda il reparto di oncologia del Cafoncello. Oggi abbiamo fatto una lunga intervista con il direttore di chirurgia, di oncologia e poi appunto di radiologia diagnostica, e ci è stato raccontato che il sabato e la domenica ora si lavora al 110% delle possibilità per recuperare il tempo perduto.
Una vera e propria task force, quella messa in campo dall'ULSS 2 Trevigiana per la gestione delle neoplasie post-Covid. La situazione di emergenza ha fatto registrare un calo dell'attività in ospedale del 30%, con pronto soccorso svuotato, pazienti oncologici che hanno rimandato le visite di controllo e screening, non recandosi in struttura per paura del contagio. Ad oggi si riparte raddoppiando le forze, in sicurezza, adattando spazi e percorsi all'interno della struttura per le persone che non possono più rimandare. Vengono eseguiti test sierologici per le risonanze magnetiche, utilizzate mascherine e dispositivi, contingentati gli ingressi, tutto per non esporre i pazienti al rischio di contagio da coronavirus. L'ospedale ora recupera i pazienti, fa fronte a diagnosi, TAC e risonanze anche di sabato e domenica. Siamo assolutamente operativi e ripeto, ormai per rispondere anche alla necessità di recuperare i pazienti che erano venuti, ormai il sabato e la domenica compatibilmente col personale, perché poi naturalmente alla fine c'è la gente che deve venire a farlo, facciamo TAC o risonanze magnetiche. Un periodo difficile e spiazzante, indelebile nella memoria e nella forza delle parole di chi l'ha vissuto in prima linea. È stata una bella batosta per alcuni versi. E diciamo che i pazienti che erano in trattamento hanno continuato ad essere trattati, non ci sono stati particolari problemi né per i pazienti ricoverati in ricovero ordinario né per la maggior parte dei pazienti che sono ambulatoriali. Analoghe le difficoltà in area chirurgica, ridotta per la necessità di lasciare spazio all'allestimento di posti di terapia intensiva. Ora torna a pieno regime e lascia spazio a ricordi di trincea ma anche a spunti di riflessione. È stato un periodo complesso che ci ha consentito peraltro anche di riorganizzare molte cose. Pubblicità, torniamo tra pochissimo per parlare di Treviso Found e non solo. Treviso Found, il Comune ha rifinanziato il fondo con 260.000 euro, una serie di consorzi di garanzia fidi al fine di consentire alle aziende associate di accedere a finanziamenti tra i 10 e i 35.000 euro al tasso fisso dello 0,7 per una durata fino a 6 anni, di cui 2 di preammortamento. Questo dopo che il primo budget, istituito alcune settimane fa, era stato rapidamente esaurito attraverso 80 richieste di aziende e attività alla partita IVA nel settore del commercio, della ristorazione, della consulenza dei servizi alla persona e dell'artigianato. Le imprese destinatarie dello strumento dovranno avere la sede operativa nel territorio comunale di Treviso. Gli alpini paracadutisti sono andati a trovare la vedova, la signora Imelda, vedova del generale Reginato, in occasione del loro anniversario. Guardate questa visita, questa commovente visita. Sarebbe in prima linea per dare una mano, secondo lei? Ah, sicuro. Non ha dubbi la signora Imelda, vedova del generale Enrico Reginato. Suo marito, se fosse ancora vivo in questo periodo di pandemia, sarebbe sicuramente in prima linea per dare una mano agli ammalati di Covid. Ufficiale degli alpini, Reginato ritornò in patria dopo 12 durissimi anni di prigionia. A guerra finita rimase in Russia, prodigandosi come medico per salvare dalla morte tante persone. Felice e commossa, la signora Imelda Reginato riceve in dono un mazzo di fiori. A consegnarlo sono gli alpini paracadutisti di ritorno dal Monte Cervino per la commemorazione del battaglione che si celebra ogni anno il 5 luglio. Con i soliti problemi che abbiamo in questo periodo, non c'era possibilità di fare ammassamento, non è stata fatta una cosa regolare, ma per noi è importante. È importante perché noi siamo gli eredi del battaglione Monte Cervino, dove ha militato il generale Reginato. Qui, fra queste cime, i Maestrac hanno costruito una cappella votiva in ricordo di tutti gli alpini del Monte Cervino andati avanti. Un posto nel loro cuore dedicato al medico Enrico Reginato, testimone di 2 guerre, che visse e operò solo per il bene dei suoi soldati e della sua patria. In prigionia, in mezzo a della gente che soffre, che muore, che non li può aiutare perché non ha i medicinali. E in quelle condizioni uno è un eroe. Eroe si diventa in 5 minuti, in un'ora, ma essere un eroe per 12 anni. Il generale, come testimonia la moglie, era un uomo mite e buono che mai parlò della guerra se non con chi come lui ne aveva conoscenza, ne conosceva i patimenti. Non ne parlava. Quando invece facevamo una specie di mini raduno qui in casa, e c'erano quelli che erano tornati. E allora
diceva quello che non diceva spontaneamente. Si ammalò nel 1989, da medico sapeva bene di non avere scampo, consapevole che la malattia lo avrebbe preso per sempre, ma non ne parlava. Il 16 aprile del 1990 la morte spense per sempre la vita di questo eroe, testimone delle atrocità della guerra. Fu l'ultimo liberato dei 12 prigionieri dell'Armir. Un'esperienza che portava come un fardello ad una celebrazione a Possagno per i caduti in battaglia. Quando trovò dei parenti delle vittime, disse loro: scusatemi se sono tornato vivo e ho dovuto lasciare in Russia tanti ragazzi che meritavano come me di tornare a casa. È stato consegnato oggi dall'associazione Roundtable 35 di Treviso un buono del valore di 1.000 euro al reparto di ginecologia del Cafoncello, che sarà utilizzato per l'acquisto di materiale multimediale per allietare il ricovero delle pazienti del reparto. L'idea di dar vita ad una raccolta benefica è scattata durante il lockdown, è stata una scelta simbolica, spiegano da Roundtable, in quanto se da un lato abbiamo contribuito ad aiutare chi lottava per salvare la vita ai malati più gravi, dall'altro abbiamo voluto fare qualcosa anche per chi aiuta la vita a nascere. Ed ora le notizie dal Bellunese. Rilancio dell'ACC di Mel. Oggi nel pomeriggio a Venezia c'è stato un tavolo alla presenza dell'assessore regionale Donazzan. Vediamo. La Regione Veneto ha confermato che contribuirà, d'intesa con il Mise, a garantire il proprio impegno per il futuro di ACC. Primo step oggi a Venezia, dove si è riunito il tavolo regionale convocato dall'assessore Elena Donazzan con il supporto dell'unità di crisi di Veneto Lavoro e della finanziaria regionale Veneto Sviluppo. Da quando il commissario Maurizio Castro è tornato ad essere commissario di ACC abbiamo stretto i ranghi, abbiamo presentato un piano industriale che può essere veramente una grande occasione di sviluppo, però abbiamo bisogno della finanza. E i rappresentanti della finanza, cioè dei principali istituti di credito operanti nel territorio veneto, si sono seduti al tavolo regionale e a loro è stato chiesto di supportare l'ambizioso e necessario piano di rilancio del sito produttivo di Mel. Abbiamo bisogno, ha detto l'assessore Donazzan, di una finanza non speculativa. E perché non una finanza del territorio che possa credere in un grande stabilimento, è stato l'ultimo grande stabilimento dei compressori in Italia, ci sono centinaia di lavoratori e delle loro famiglie ed è un'operazione molto territoriale e anche di grande respiro. ACC sta uscendo da 5 anni di gestione Wambao che non si è rivelata all'altezza delle aspettative. Oggi il piano di rilancio è nelle mani del commissario straordinario Maurizio Castro, che al tavolo regionale ha illustrato il suo piano industriale fedele ad un approccio industrialista volto a recuperare le potenzialità produttive della sede di Mel per consentire all'azienda di mantenere il proprio livello di competitività e di appetibilità. LSD e marijuana, operazione della sezione volante della questura di Belluno per bloccare la vendita al dettaglio di stupefacenti in pieno centro cittadino. Sono coinvolti anche 2 minorenni. Un'ottantina di grammi di cannabinoidi già pronti per essere spacciati e 37 francobolli intrisi di LSD, allucinogeno di cui si erano perse le tracce in città almeno dalla fine degli anni '80, sono stati sequestrati dalla sezione volanti della questura di Belluno al termine di 2 distinte operazioni in pieno centro cittadino. Il 24 giugno in Piazza dei Martiri alle 9 di sera nel parcheggio di fronte all'Astro sono stati controllati 2 giovani, uno dei quali 20 anni, incensurato di Ponte nelle Alpi, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e LSD. Questo per noi rappresenta una sorta di tuffo nel passato, una sorta di ritorno alla preistoria, in quanto appunto dai tempi, diciamo, delle droghe sintetiche, della droga in pasticche, dell'ecstasy, l'acido lisergico era ormai quasi completamente scomparso dalla piazza della sostanza stupefacente. Nell'abitazione del giovane i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altro stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi. La preoccupazione che questo tipo di sostanza possa in un qualche modo andare a diffondersi tra i giovani bellunesi desta particolare allarme. Giovedì scorso, a seguito delle segnalazioni dei residenti, gli equipaggi della volante hanno fatto un blitz in via Sotto Castello. Lì i poliziotti si sono imbattuti in 2 minori, uno di Santa Giustina, l'altro di Belluno. Uno è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droga, l'altro, già con precedenti, denunciato per spaccio di cannabinoidi. La situazione, hanno riferito l'ispettore Marco Ceolini e il dirigente delle volanti Federico Farris, desta particolare allarme sociale, sarà monitorata con un'attività massiccia di prevenzione e conseguente repressione. Ai giovani
infine un monito affinché non prendano sotto gamba la segnalazione al prefetto per uso personale di stupefacenti, che comporta una serie di restrizioni sia in ordine a richieste di espatrio che per il conseguimento della patente di guida. Un bellunese di 47 anni è stata denunciata per l'utilizzo fraudolento di carte di credito e furto dai carabinieri della stazione di Belluno. Conclusione di indagini avviate dopo la denuncia di smarrimento di un portafoglio in città presentata da una donna residente in Emilia-Romagna. I militari hanno appurato che la 47enne avrebbe utilizzato una carta di credito e il bancomat smarriti per acquistare 2 collier in acciaio, una radiosveglia e degli alimentari. I carabinieri hanno rinvenuto gli oggetti acquistati indebitatamente, nel corso della perquisizione domiciliare. Stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare indebiti utilizzi delle carte. E adesso andiamo a Ponte delle Alpi per raccontarvi l'iniziativa AAA Offresi, rivolta a giovani e promossa dall'assessorato alla cultura e ai servizi sociali del comune. La chiamata è per tutti i ragazzi che risiedono a Ponte nelle Alpi e che hanno un'età compresa fra i 14 e i 18 anni. L'iniziativa si chiama AAA Offresi e anche quest'estate viene riproposta dopo il successo riscosso nelle passate edizioni. È un'iniziativa rivolta ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, solitamente vengono impegnati in attività di manutenzione, in casa di riposo e nei centri estivi. L'emergenza Covid quest'anno ha costretto a modificare il progetto iniziale, perciò per l'estate 2020 i ragazzi saranno chiamati a svolgere lavori socialmente utili nel campo delle manutenzioni, laboratori creativi e informatica. Una squadra compatta che può contare sull'attenzione dell'amministrazione comunale, da sempre attenta ai suoi più giovani concittadini. Abbiamo molti bravi giovani e siamo riusciti a farlo proprio portando avanti dei progetti nel corso degli anni e continuando sempre a investire in questi progetti, cercando anche di rivisitarli e tenerli sempre più attuali. L'iniziativa si svolge in tandem con il Comune di Soverzene ed è sostenuta dalla Fondazione Cari Verona. Tutti i dettagli per le iscrizioni che scadono sabato prossimo e per scaricare i moduli nel sito del Comune di Ponte nelle Alpi. Questa per noi era l'ultima notizia, meteo ora come sempre e poi un'ultima parte di edizione straordinaria. In apertura avremo come ospite Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Vi aspettiamo. Bentrovati al meteo. La pressione torna ad aumentare, dunque sul nostro territorio sarà una giornata con il bel tempo. Il dettaglio di mercoledì 8 luglio. Sul Veneto la previsione ci dice che sarà asciutto e stabile, ampio soleggiamento su tutte le province della nostra regione, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, qualche addensamento pomeridiano sui monti, ma in genere non sono attese piogge. Temperature in ripresa, minime tra i 14 e i 19 gradi, valori massimi invece tra i 25 e i 31 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo anche qui condizioni di bel tempo con tanto sole dappertutto e cielo sereno, non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime fino a 18 gradi, valori massimi invece sui 26-28 gradi all'incirca. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche annuvolamento sui settori alpini di confine, ma senza ulteriori conseguenze. Per il resto sarà soleggiato ovunque. Temperature minime sui 15 gradi, massime invece fino a 30 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.